Amici di Sportivi, ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Palaureto di Palermo e Mistral Palermo, Drago Cireale, settima giornata del girone H di Serie B di Futsal. Il Mistral si presenta nelle parti pericolose del parquet, c'è il gol dell'1-0 di Torcivia. Esposito segue il movimento, Dorio Palorete, il gol del 2-0 con Roberto Dorio. Su quella palla, occhio a Murò che potrebbe recuperare. C'è il recupero di Torcivia che la riserve a Murò, il gol del 3-0 di Salvo Murò, il 3-0 del Mistral Palermo. Battuta rapida, Torcivia, Speranza, ancora Torcivia per il gol del 4-0. Tomar che si muove, la passa di prima, Svierkowski mette giù Cantarella in mezzo, secondo palo, il gol del Drago Cireale che accorcia con Platania. Monaco, Cantarella, sponda, Svierkowski, Doria, ancora Svierkowski in faccia praticamente a Gio che si fa male. Dorio, passaggio al centro, Cascino, centrale, ancora Torcivia, tripletta anche da quinto di movimento, 5-1, Mistral Palermo. Svierkowski, Cantarella in mezzo verso Monaco, fermato, porta nuovamente vuota il super gol da parte di Roberto Dorio, 6-1. Il tiro di Svierkowski trova l'angolino, 6-2. Monaco, Svierkowski ci vuole riprovare Ancinotto, Marchio si gira, deviazione, è il gol del 6-3, il gol di Tomarchio. Svierkowski chiede a Monaco di salire perché calcia lui, Cantarella sotto porta. Questo se l'è mangiato. La Cireale, se vuole crederci, non può sbagliare questi colpi. Casino! 7-3 per il Mistral. Ancora Svierkowski chiede movimento a Tomarchio. Cantarella spalla alla porta, pallone in faccia basso, cerca di levarsi dalla vista Gio, prova il varco. Cantarella, il tiro di Gio dalla propria porta, segna anche il portiere, il gol di Giuseppe Gio per l'8-3 del Mistral Palermo. Il Mistral Palermo che si va a prendere questi 3 punti, prima sconfitta in campionato in trasferta per il Drago a Cireale, finisce 8-3 per la squadra di Cappello, tripletta per Torcivia